Grazie Presidente. Intervengo anch'io su questo importante tema che riguarda la tutela di un fiume importante come quello del Brenta, che riguarda la tutela anche del nostro territorio, del suo alveo, la tutela della biodiversità, ma anche la tutela dell'acqua. E ricordo anche, appunto, come è già anche stato detto, che le comunità locali sono molto sensibili al tema. C'è stata una petizione di 8.000 firme che si voleva consegnare, c'è stata anche una manifestazione. Poi peccato per il Consiglio, per noi consiglieri, non aver potuto vedere il video, perché a volte le immagini esprimono molti più concetti di tante parole. Mi piacerebbe anche capire, Presidente, qual è il comma e l'articolo del regolamento che vieta di proiettare un tale video in quest'Aula. Anche perché se sappiamo qual è il comma e l'articolo potremmo anche pensare di modificarlo, perché io penso che in quest'Aula, come è già avvenuto, potremmo pensare di vedere queste immagini. Non dobbiamo avere paura delle immagini. Seguo questa tematica da diversi anni. Sono intervenuto anche nel mio breve mandato al Parlamento europeo con più di qualche interrogazione proprio sulle scavazioni dei fiumi. In questo caso si trattava del Piave, ma è un fiume molto simile al Brenta, e questa interrogazione scaturì addirittura, come sapete benissimo, anche una procedura di infrazione della Commissione europea che adesso il governo sta risolvendo appunto nel collegato ambientale, proprio perché non si prevedeva una corretta procedura di valutazione di impatto ambientale per quanto riguarda le escavazioni nelle alvei dei fiumi. Quindi io credo sia importante questo momento, consiglieri, e vada data massima attenzione, ascoltate tutte le campane e in particolare chi nel territorio vive e chi ha sollevato queste problematiche. Per quanto riguarda, volevo aprire una parentesi per quanto riguarda le escavazioni sul fiume Piave. Allora, il fiume Piave è un fiume oggetto di escavazioni, anche in questo caso di escavazione di ghiaia, che riguardano in particolare un territorio abbastanza limitato, cioè il territorio più ricco di Gaia, quello che è compreso tra Santa Lucia, Cimadolmo e Spresiano. Pensate che sono state date negli ultimi anni 11 autorizzazioni diverse per regimazione e manutenzione. Naturalmente tutto a sporto di ghiaia, circa 350.000 metri cubi totali. Sono stati anche fatti degli interventi di somma urgenza, anche qui asportati 700.000 metri cubi di ghiaia circa, quindi un totale di 1 milione di metri cubi di ghiaia. Poi prima è stato portato l'esempio del Brenta, meno 7 metri, io non so nel Piave con 1 milione di metri cubi in quest'area quanto siamo andati più giù. Tra l'altro c'è una norma che prevede che gli interventi non rilevanti possono avere una quantità massima di escavazione di 1.000 metri cubi. Non si capisce quindi come queste autorizzazioni siano state date in base a quale norma. Tant'è vero che queste autorizzazioni riguardano sempre cifre che sono sui 19.900 metri cubi. Tra l'altro si escava in quella zona perché c'è la ghiaia, ma interventi di pulizia del fiume nel Basso Piave, cioè in provincia ad esempio di Venezia, pare vengano fatti molto raramente e nemmeno in tutti i comuni, laddove magari servono. Tant'è vero che si dice che in caso di precipitazioni particolari la portata del fiume in quell'area non è sufficiente a raccogliere tutta l'acqua che potrebbe arrivare. Quindi si scava dove c'è un interesse economico, ma dove non c'è un interesse pubblico. Io credo che prima viene l'esigenza della tutela del pubblico, poi casomai viene l'interesse del privato. È Far West, assessore, no, l'assessore all'ambiente è andato fuori. È anarchia, cioè io spero che ci sia un controllo su questo. Eccolo qua, c'è. Allora,
Che cosa hanno causato queste escavazioni? Abbiamo assistito in questa zona, e questo vale per tutti i fiumi, sapete, abbiamo assistito a gravi fatti di erosione spondale e di fondo tali da compromettere, oltre a spazi di intervento privato, tipo colture e vigneto, in Isola di Papadopoli e in riva sinistra a Stabiuzzo di Cimadolmo, prati per la produzione di foraggi, sempre in isola, e sulla riva sinistra a San Michele di Piave. Anche strutture di pubblica utilità sono state compromesse, quali un traliccio della società Terna, le cui fondazioni sono state scalzate da una morbida modesta del giugno 2011, tanto da costringere Terna alla costruzione di un manufatto simile in Isola di Papadopoli. Il ponte della strada provinciale 92, località Cimadolmo, ha rischiato di perdere stabilità per l'erosione spondale della corrente fluviale e ha rischiato di perdere il terrapieno di appoggio verso l'isola con notevoli disagi per la circolazione stradale, costringendo il Genio Civile di Treviso ad intervenire per la costruzione di un'importante massicciata che ha richiesto uno stanziamento pubblico straordinario di oltre 200.000 euro. Quindi, a mio avviso, Assessore, veramente va un po' rivista anche questa politica di concessioni e autorizzazioni per vedere se effettivamente ci sono benefici o se creiamo più problemi che benefici nel Piave e in tutti gli altri fiumi. E credo che poi la questione dell'acqua sia di massima priorità. La mozione di oggi lo spiega molto bene. Articolo di oggi sui giornali riporta quello che ha visto e accertato in un anno di lavoro circa la Commissione bicamerale Ecomafie e titola "Disseminati di rifiuti pericolosi, un sistema quasi industriale". Sempre per il Veneto, centinaia di migliaia di tonnellate smaltite illecitamente in regione, ma anche all'estero. Che cosa vuol dire avere tutte queste tonnellate di rifiuti smaltite in giro? Vuol dire che ad ogni pioggia o ad ogni straripamento di canali, fiumi e quant'altro, quando vado a bagnare questi rifiuti, creo del percolato. Percolato che naturalmente si crea e si porta dietro tutto questo carico inquinante che poi un po' alla volta va nelle falde acquifere. Abbiamo già queste emergenze, i FAS in provincia di Verona, Padova, Vicenza, abbiamo il Mercurio in provincia di Treviso e adesso avremo sicuramente, magari meno monitorati perché proprio a macchia di leopardo, moltissimi altri fenomeni di inquinamento delle acque. Anche qui un appello alla giunta regionale affinché queste cose vengano scoperte prima che arrivino da Roma. Cioè, qua, se non c'era la commissione bicamerale Ecomafie, la mia regione, la regione Veneto, avrebbe scoperto queste cose per tutelare alla fin fine l'acqua e quindi la salute dei cittadini? Io credo sia uno smacco questo oggi per la regione Veneto. Le conclusioni della commissione bicamerale sulle ecomafie, veramente uno smacco. E mi chiedo effettivamente se in questi anni, naturalmente non in quest'anno di primo mandato di questa giunta, ma da 20 anni a sta parte effettivamente sono stati fatti i controlli, sono stati fatti gli accertamenti, oppure magari sono stati chiusi un occhio o due, trovandoci adesso in questa situazione. Quindi concludo sulla questione, giustamente diceva che mi ha preceduto, i temi oggi sono molti, anche se parliamo di una mozione di escavazione e di pozzi sul Brenta, sono molti perché riguardano tutto il Veneto e qui a mio avviso è richiesta massima attenzione e un monitoraggio e controllo da parte della Regione su ciò che sta accadendo per tutelare sia i nostri fiumi ma soprattutto anche le nostre acque. Grazie.